Diva FM presenta Made in Polesine, la rubrica settimanale che racconta le eccellenze del Polesine. In studio Leandro Maggi e Davide Stefanelli. E siamo pronti, prontissimi ad iniziare una nuova puntata di Made in Polesine. Guarda caso, buongiorno. Anche questa settimana siamo qua. Buongiorno, benvenuti. Buongiorno Davide. Buongiorno, sai Leandro. che giorno era ieri? Ieri era un giorno speciale, almeno per te. Ieri ho compiuto gli anni. Senti, guarda, mi sto piegando sempre di più. Non si dice però, Maiettanti. Detto questo, facciamo gli auguri anche se il giorno dopo, perché insomma la nostra trasmissione purtroppo andiamo in diretta il giorno dopo. Quindi è andata così. Dai, allora. Saluti anche l'amico Sergio Ricci che compie gli anni lo stesso giorno mio. Lo stesso giorno? Bravo Sergio. Non siete coetanei però. No. Non so, c'è qualche anno di differenza. Sono un po' più giovane Non io. Non diciamo niente. Comunque salutiamo il nostro amico Sergio Ricci e salutiamo anche i nostri amici di Radio Diva FM, di Radio Colbe Rovigo e di Made in Polesine Web TV. E tutti quelli che compiono gli anni sti giorni qua. Tra oggi, domani e dopodomani. Dai. E ieri. E ieri anche. Dai. Allora, i titoli di questa puntata di Made in Polesine. Nuova fabbrica a Villa Dose, e poi inizia l'università ad Adria, poi CERT 1600 polesani curati. Vuol dire che sono parecchi ammalati. Il CERT non è che proprio sia più quello giusto. Poi carte di credito, che passione. Ultimo, ma non ultimo, commercio contro web. Questo è un titolone questo. Sì. Questo lo dice. Allora, ci fermiamo, brevissima pausa, torniamo per iniziare Made in Polesine. Allora, siamo pronti? Sì, siamo pronti a partire. Prima abbiamo fatto l'introduzione, abbiamo letto i titoli e tutto quanto, e adesso siamo pronti per il nostro primo argomento di oggi. Parliamo di questa nuova fabbrica a Villa Dose. Che fabbrica è? Allora, innanzitutto è una buona notizia perché è una fabbrica importante che si è insediata lunedì 7 ottobre a Villa Dose, è una fabbrica chimica, medico-chimica, nel senso che fa nel settore farmaceutico, un investimento da 20 milioni di euro importante che impiegherà un bel po' di persone. Tra l'altro impiegherà per quadri molto alti, nel senso che persone che hanno bisogno di laurea o diplomi particolari, eccetera. Quindi si spera che in funzione di questo, come è successo con la centrale di Portotolle, che per un contratto che aveva fatto con il comune doveva impiegare le persone del territorio e aveva fatto dei corsi di approvvigionamento e di insegnamento, che anche questa possa farlo. Ottima notizia da una parte, però bisogna star guardinghi come sempre, perché è una di quelle fabbriche che purtroppo fa inquinamento odoroso. E allora si spera che le cose vadano per il meglio, siccome già sta operando e già gli abitanti hanno reclamato che fa puzza. Ci sono già i primi reclami. Ci sono i primi reclami. È vero che il nostro territorio, il territorio non solo nostro ma italiano in generale, c'è una casa o un paese o un borgo ogni metro, quindi quando fai una cosa che inquina anche dal punto di vista odoroso è difficile trovare una collocazione. Certo. Però ecco, da una parte una buona notizia, dall'altra parte una notizia da controllare, perché l'inquinamento odoroso, che se ne dica, che sembra sia una cosa ma c'è solo perché c'è un po' di puzza, però chi ci abita vicino alla puzza è fatica a viverci. Costantemente, non esatto. È un giorno magari può capitare. Ricordiamo le polemiche per gli allevamenti di polli, che ogni volta lo citiamo, ma effettivamente dove ci sono questi allevamenti di polli, che tra l'altro impiegano anche pochissime persone, che non c'è neanche il ricatto dell'occupazione, ci sono mosche da una parte e puzza dall'altra. Un'altra bella fabbrica importante, che è quella di Curicchi, Bottrighe, dove fanno i sacchetti di plastica biodegradabili, una fabbrica a livello internazionale importante, unica, eccetera, però passando di lì la puzza c'è un odore un po' strano. Tra l'altro Curicchi, da quando sono nato c'è puzza, perché c'era la fabbrica del glutamato negli anni 60-70 che era una roba micidiale, e adesso c'è questo. Comunque, dalla parte della buona notizia, noi cittadini abbiamo l'onere, l'impegno
di controllare che le cose vengano fatte nel migliore dei modi. Quindi se c'è puzza, signori, andate dal vostro sindaco, reclamate e vedrete. Ma c'è anche la possibilità di, non so, adesso dico un po' da profano, ma di qualche depuratore, qualcosa per magari rendere meno evidente questo odore non gradevole. Diciamo. Questo non ti so rispondere. Si dice che, anzi mi diceva il mio amico Renzo Malangon, che faccio il programma Lo Sprizzetto, sì, che la puzza è determinata da una molecola, agisci sulla molecola. Il problema è risolto. Ci sono le molecole modificate la molecola con uno Chanel numero 5 e forse siamo contenti. E sembra così facile proprio. Oppure un suggerimento: fatelo ad orari, nel senso, alla mattina mettete Chanel numero 5, sì, a mezzogiorno mettete a me piace l'arrosto, un odore d'arrosto, al pomeriggio un grigio perla, alla sera brodino. Vabbè, comunque buona notizia. Adesso abbiamo buttato un po'. Se non la buttiamo in vacca, ecco. Io stavo per dire sorridere, tu hai detto. Se non la buttiamo in vacca stiamo male. Dai, ci sentiamo tra pochissimo per continuare Made in Polesine. Siamo ritornati e siamo pronti per continuare la puntata di oggi di Made in Polesine, secondo titolo che andiamo ad affrontare. Parliamo di università, inizia praticamente l'università ad Adria. Allora, inizia. Faccio un piccolo distinguo. Sì. C'ha scritto Antonio: buona l'idea di fare gli odori a tempo. Vedi che sembra che quello del mattino, quello di mezzogiorno, quello del pomeriggio e quello della sera. Sembra che diciamo delle fesserie, invece magari abbiamo l'idea del secolo. Qualcuno apprezza, vedi? Antonio, buon gustaio. Bravo Antonio. Bravo Antonio. Dai, allora. Università ad Adria, ha cominciato il corso per infermieristica. Adria quindi diventa città universitaria, questo ci fa piacere. Già un po' se la tiravano prima gli adriotti. Adesso questa è una freccettina, no, fa piacere. Siamo amici di Adria. Già 99 persone si sono iscritte, quindi bella cosa, importante. Tra l'altro ho scoperto che è stata una cosa voluta fortemente dal direttore Compostella dell'US5. Siccome ogni tanto lo bastoniamo, siamo sempre lì che parliamo male di questo direttore, e oggi chapeau, questa volta è stata una buona idea, ha trovato anche gli amministratori, sia la passata gestione che questa qua di Barbierato, disponibile per fare questo, e quindi città universitaria Adria. Ci fa molto ma molto piacere. Possiamo dare un suggerimento come modo di suggerimento degli odori? Certo. Allora, noi abbiamo in Basso Polesine in particolare due eccellenze. Abbiamo i cantieri navali e la pesca. Perché, e qua bisognerebbe coinvolgere da una parte la provincia, da una parte i sindaci, ma soprattutto da una parte l'università, che magari l'Università di Padova barra Ferrara possono essere interessati. Perché non fare un corso di ingegneria navale, visto che abbiamo i cantieri navali Duo, che sono straordinari, hanno commesse per altri 5-6 anni. I cantieri visentini non se ne parla, quindi sono talmente famosi a livello mondiale e quindi avrebbero bisogno di maestranze qualificate. E perché non creare anche qua un bel corso universitario? Barra pesca, perché non creare un bel corso universitario a Rovigo o anche ad Adria, visto che Adria è ormai disponibile, c'è anche gli spazi per farlo, su biologia, eccetera, eccetera. Ricordando che c'è già la scuola perito, che non so cos'è, come si chiamerà, perito, quelli che insegnano come pescare. Sì. E quest'anno è il primo corso, quindi ecco un piccolo suggerimento. In ogni caso ci fa molto piacere che anche nei nostri paesi l'università sia disponibile, quindi magari anche ridurre i costi, perché chi ha figli all'università sa che se deve andare a Padova, Bologna eccetera, gli affitti costano l'ira di Dio, certo. Magari averlo a portata di mano a casa, poi puoi fare il pendolare e permettere a tutti di potrebbe essere una bella idea, una iniziativa, insomma. E poi tra l'altro crei un indotto, e sono sicuro che sia Adria che Rovigo con questi corsi universitari avranno un indotto economico importante, perché poi dopo da una parte gli appartamenti, da una parte i negozi che vengono frequentati, eccetera eccetera. Bella manifestazione, bella idea, mi ci fa molto piacere che anche Rovigo sia città universitaria. Benissimo, bene, tra poco siamo ancora qui per continuare il Made in Polesine. Ritornati quindi e pronti a continuare
Medipolesine di questa settimana, altro titolo molto importante, parliamo di CERT, 1600 polesani curati. Cosa vuol dire? Allora, intanto cos'è il CERT? Il CERT Sì. è quel centro per curare le patologie da dipendenza. In maniera sbagliata si parla di ludopatia da una parte, però perché ludopatia qualcuno diceva che non è il termine esatto, però questo qua lo giriamo questo per semplicità, oppure per le dipendenze da droghe. E allora 1600 polesani curati in particolar modo per le dipendenze da droghe sono abbastanza, però il dato che più ci ha colpito è che l'utente medio, l'età media varia dai 38 ai 52 anni. E quindi questo è molto molto grave, nel senso che c'è una generazione produttiva importante nel tessuto economico e sociale del nostro territorio che purtroppo è dipendente da droga. Non ultima, si parlava appunto che questi utenti di età media appunto dai 32 ai 52 fanno un uso abbastanza importante di cocaina, Sì. questo è molto molto grave. Qualcuno diceva però, i giovani purtroppo è difficile monitorarli, perché se non capiscono che possono essere dipendenti, quindi non hanno bisogno di rivolgersi al CERT, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi è un fenomeno che pensavamo di aver dimenticato dai bui anni 70, invece ritorna sempre prepotentemente. In un momento poi che ci sono un po' di problemi contingenti, la gente non trova lavoro oppure ha bisogno di rendere sempre di più, quindi ha bisogno magari di avere un sostegno che può essere da una parte la droga, da una parte il bere, eccetera, è una cosa veramente molto grave. Sì, sicuramente. Poi naturalmente chi fa uso di queste sostanze deve trovare in qualche modo le risorse Tra l'altro, sì. per fare rifornimento, se vogliamo, ecco, Sì. usando un termine Tra l'altro penso molto che spicciolo. uno che è quindi sballato dopo, faccia anche fatica a trovare lavoro, nel senso Esatto, che sì. un tuo datore di lavoro, quando vedi che sei sempre fuori, al 99% ti licenzia. Esatto, Quindi, sì. vabbè, è un serpente che si mangia la coda, comunque è un fatto molto 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 grave. C'era un film che si chiamava La generazione dei deficienti, che non è battuta, nel senso che non è che è un argomento serio, secondo me. fra poche generazioni o addirittura fra pochi anni ci sarà una popolazione che tra sballo di droga da una parte e tra Alzheimer dall'altra, come aveva detto Piero Angela, una popolazione di deficienti. Questo che sembra una battuta, sembra che facciamo come sempre. No, Noi minchiate, questa qua è una cosa- ne diciamo Sì. a iosa. Però questa è una cosa seria. Però questo insomma. è veramente da controllare. Vabbè. Detto questo, Felicità, momenti e futuro incerto, come diceva. il nostro filosofo di riferimento. Ci sentiamo tra poco per continuare Medipolesine. E siamo sempre noi, quelli di Medipolesine, tutte le settimane su Radio Diva FM, Radio Colbero Vigo, Medipolesine, Web TV. Io sono Davide Stefanelli, lui è Leandro Maggi, eccolo qua, il nostro Fresco di compleanno. Fresco di compleanno, diciamo, insomma, perché C'è già il peso, c'è il peso dell'anno in più. Allora, parliamo di carte di credito, che passione, in che senso? Allora, Passione, che se ne fa uso molto cavalchiamo molto anche importante. noi uno degli articoli di giornali più seguito di questo periodo, che c'è l'obbligo, vorrebbero obbligare tutti a pagare con la carta di credito oppure a fare gli sconti a chi paga con la carta di credito, si dice il bonus Befana, nel senso che, vabbè, che dire, all'estero lo fanno già, quindi non è che scopriamo l'acqua calda. Parlano che ci sarà tutta la tracciabilità per quanto riguarda la carta di credito. Vabbè, può essere, secondo me poi le grandi evasioni non sono... All'estero comunque non dappertutto, perché se parliamo della Germania c'è un gran movimento di denaro liquido che nessuno dice niente, insomma, di sta cosa. Ed è la vicina Germania, dove noi facciamo anche spesso riferimento, perché sarebbe il nostro punto di riferimento, però dai. Più che altro l'Inghilterra paghi qualsiasi cosa con la carta di credito, i soldi in contanti ce ne sono pochi. Però la polemica era che ma la carta di credito innanzitutto bloccherà l'evasione. Secondo me la limierà un po', però le grandi evasioni non sono sul piccolo commerciante che frega i 10.000 euro l'anno. Le grandi evasioni sono le industrie che portano
la loro sede nei paradisi fiscali, eccetera, eccetera. Ma questa è un'altra storia. un'altra cosa, sì. Poi dicono mai i vecchi non riusciranno ad operare, hanno bisogno del contante. Non è vero, perché chi di noi ha in famiglia un anziano che ha superiori 80-85 anni, il bancomat lo usa tranquillamente. Sì, poi tra l'altro la carta di credito è anche più automatica, Sì, quindi sì, non è che qual è secondo me il problema? Il problema è che sono le commissioni delle banche troppo alte, perché mi metto dalla parte del commerciante, costa la scatolina 15 euro al mese le commissioni 0,03%, quindi all'estero, che paghi effettivamente il caffè anche con la carta di credito, vai all'estero, parlo in Inghilterra perché ci sono stato poco tempo fa avendo mio figlio là, però nei bar ci sono davanti al banco 7-8 scatolette, quasi tutte le carte di credito hanno il wifi, cioè basta solo appoggiarle, non succede niente, però le commissioni sono quasi zero. Ma da noi invece dobbiamo sempre accontentare la banca da una parte E chi ci rimette alla fine sempre? e chi ci rimette in questo caso sempre lo è stesso, il commerciante, quindi visto che i commercianti, e dopo ne parleremo nel prossimo step, visto che i commercianti stanno soffrendo un pochino l'offensiva di chiunque, centri commerciali, web, eccetera, 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 gli vogliamo dare anche questo onere, questo impegno, però allora, Stato, rendi gratuito tutte le commissioni. Esatto. Questo qua è il nostro appello. Sarebbe il minimo questo qua, Sarebbe il minimo anche per rispetto di una sì. categoria che sta effettivamente agonizzando. I commercianti dei piccoli centri, ma anche poi nei centri commerciali, vedi quanti negozi stanno chiudendo, eccetera, hanno bisogno di essere sostenuti e non di metterci altri lacciuoli, altre rogne in più. Appello nostro. Gli unici che sono contenti a questo punto Sono le banche. sono le banche e le varie poste e così via. Insomma, queste non hanno nessun contraddittorio in riferimento a questa situazione, perché naturalmente ne hanno vantaggio. Va bene. Poi tra l'altro avendo le carte e gira tutto virtualmente con le carte, vuol dire che dopo nei depositi ne hanno e sai quanto ci tengono. Prova a portare via in banca, se hai 30.000 euro, vai lì e ti dice voglio i miei 30.000 euro. A step però li porti via. Cioè, poi devi prenotarli, come devo prenotarli? Ma sono miei. Sono miei, li cioè, devo prenotare. nel mio immaginario dovrebbero essere dentro nella banca, Sì. Invece no, non si sa dove sono. Vabbè. Vabbè, ma Dai. questa è un'altra storia. Tra poco per l'ultimo argomento. Siamo pronti a concludere questa puntata di oggi di Medipolesine. Ultimo argomento di oggi, parliamo di commercio contro web. È un po' praticamente... È come Davide contro Golia. Esatto, sì. Se vogliamo sì, questo qua. Sempre comunque riferito a... Perché ne parliamo? Un po' anche al precedente praticamente argomento di oggi, sì. No, ne parliamo perché mi è successo sabato sai che è giornata di acquisti, si va a comprare con la moglie, lo shopping, shopping, carrello dietro, Sì. moglie che guarda, eccetera. Però dovevamo prendere un paio di calzature e lo si va nei negozi soliti. E cosa ho visto? Che il 90%, specialmente nei ragazzi molto giovani, vanno a provare le scarpe, che sono quelle che bisogna provarle proprio di tutto. Stanno lì dentro nei negozi, specialmente se sono negozi grandi, nei centri commerciali, quindi non c'hai la commessa che ti stressa, però fanno le loro prove, guardano il numero, eccetera, e poi a un certo punto, tac, tirano fuori il telefonino e fotografano. Esatto, sì. Allora, magari nella mia ingenuità potevo pensare che fotografano per poi farlo vedere alla mamma, al papà, il moroso, eccetera. Cosa dici? Ti piacciono? Invece no, vanno nel web, vanno su Amazon, vanno su Zalando, eccetera, eccetera, eccetera. E acquistano online. E acquistano Esatto, online. questa cosa era nata poi anche quella sorta diciamo di situazione dove appunto i commercianti volevano per farti provare in questo caso Sì. il paio di scarpe volevano 10 euro praticamente. c'ha ragione. Poi se le acquistavi non succedeva niente, però se andavi via senza acquistarle alla fine, proprio per evitare questo tipo di commercio sgradevole. Io se fossi commerciante lo farei, cioè, vuoi provare le scarpe? Però nei centri commerciali sai che poi non c'è un gran controllo, a parte che poi un'altra roba, nei centri commerciali, non so voi, ma quanta fatica è trovarlo commesso? Sì. Ma un po' difficilino. Un po' difficilino. Tempo fa dovevo acquistare la televisione, eccetera, sono stato un quarto d'ora in un centro commerciale del nostro territorio e non era arrivato nessuno. Non è arrivato nessuno. Vabbè, questa è l'altra storia. Quindi vabbè,
Probabilmente questa è un'altra storia, però anche qua un giorno lo chiederemo, Approfondiremo, dai. l'etica del venditore. Ecco, quindi è una lotta impari. Dov'è che possiamo muoverci? Innanzitutto a tutti fa comodo risparmiare, perché io sono di quelli che insomma, sul web certo, acquista parecchio, quindi forse sono la persona meno adatta a parlare. Però mi rendo conto che i commercianti che stanno agonizzando, che stanno soffrendo, basta vedere nei nostri centri storici quanti hanno chiuso, ma basta vedere anche nei centri commerciali quanto turnover c'è, un giorno c'è una ditta, il giorno dopo c'è un'altra. Dobbiamo giocare a armi pari, nel senso che Amazon, che paga che ha il paradiso fiscale in Irlanda la sede, che paga l'IVA al 3%, che ha le tasse al 0,0, e si scontra con noi che abbiamo le tasse al 68%, l'IVA al 22%, forse il 25% fra poco, come possiamo mai... Non aumenterà l'IVA. Ma aumenta altre robe. Vabbè. Sì. Vabbè, dai. Anche lì con l'IVA, l'ultimo. Aumentatela e non rompeteci più i marroni. Ecco, tanto lo sappiamo che prima lo sappiamo prima o dopo. Mancano quei 27 miliardi, dalla qualche parte li trovate. Quindi a questo punto, senza far tanto demagogia, ma non si può. Aumentatela e stop. Vabbè, allora dai, siamo leggermente in ritardo. Ma chi siamo noi? Chi siamo noi per dire queste cose? Eppure guarda caso. Ogni volta vogliamo metterci la pezza. Rimarchiamo, dai. Vabbè. Allora, dai, ci sentiamo tra pochissimo per i saluti finali. In conclusione, quest'oggi di appuntamento siamo leggermente in ritardo, quindi però prima una cosa te la devo chiedere, assolutamente. Lo sprizzetto come va? Allora, lo sprizzetto va bene, mi diverto tantissimo. Sì. Diciamo cos'è, perché uno arriva adesso e questi stanno fa fare il trenino quando ha finito. Dai. È una striscia quotidiana che faccio insieme a Renzo Malangò, che va sul web e non solo. Tra l'altro Renzo è il mio partner nell'altra categoria, sì. Non essere geloso, sai che il mio cuore è sempre qua su Radio Diva, ma questa è un'altra cosa, assolutamente. Però va bene, nel senso che ci divertiamo e poi c'è un buon seguito. Dicevo, Lorenzo Malangò tra l'altro usa un altro media che è WhatsApp, quindi manda qualche migliaio di numeri, sì, in broadcast la nostra striscia ogni giorno, e vedo che funziona. Ci divertiamo, parliamo fondamentalmente del Polesine, ma parliamo anche in generale. Poi è una bella prova, nel senso che ricordiamo Renzo Malangò, ex sindaco di Rovigo, assessore regionale, quindi persona preparata, e quindi metterci a confrontarmi mi piace. Bene, quindi mi raccomando, seguite lo sprizzetto, questo striscia quotidiana, questo lo mettiamo sempre sul web, proprio realizzato nei vari bar, vari bar proprio classico. Questa settimana siamo a Rovigo. La prossima sai dove la facciamo? Dove la facciamo? Però vieni anche tu con noi. Dove dico io? No, andiamo a Porto Viro in un bar che vuoi tu. Va bene. Il massimo sarebbe all'Osteria Marta. Vabbè, insomma, però forse ne parleremo, dai. Però ti vorrei come ospite. Vabbè, ok. Va bene. Volentieri, dai. Allora dai, vi ringraziamo del gentile ascolto, ci sentiamo la prossima settimana, e come sempre da parte mia, Davide Stefanelli e Leandro Maggi, l'augurio di un buon fine settimana, il nostro countdown 3, 2, 1, ciao a tutti. Mi sono incrociato le dita. Ciao a tutti. Diva FM presenta Made in Polesine, la rubrica settimanale che racconta le eccellenze del Polesine. In studio Leandro Maggi e Davide Stefanelli.